Vi invito a mettervi in piedi, apriamo le nostre Bibbie nel libro dei Salmi, nel Salmo 84. Quando lo trovate mi date un amen. Gloria a Gesù. Come ogni domenica ci riuniamo per poter glorificare il nostro Dio, per poter innalzare il nostro Dio. La scrittura ci insegna che Dio creò l'uomo affinché diventassi un suo amico e creò l'uomo affinché quest'uomo cercasse sempre la sua presenza. Perciò noi leggiamo nella scrittura che quando Dio crea l'uomo lo crea con una misura di fede. Ci sono diverse manifestazioni della fede. Quando poi veniamo a Cristo riceviamo un altro tipo di fede. C'è la fede che salva, c'è la fede che ci aiuta a ricevere o a conquistare ogni promessa di Dio. Però l'obiettivo in generale quando Dio creò l'uomo era affinché l'uomo cercasse e adorassi il suo Dio. Per questo Dio creò l'uomo. Purtroppo a volte vediamo, e la Bibbia ce lo mostra, che l'uomo si smarrisce, l'uomo si perde, l'uomo perde di vista Dio, e quando lo fa, quando pecca nel giardino dell'Eden, quando Adamo peccò, quando Eva peccò, ha interrotto quella comunione con il suo Dio. E da lì in poi abbiamo visto nella Bibbia come l'uomo cercò Dio, però lo cercò a modo suo e non come Dio voleva essere cercato. Ed ecco perché vediamo che oggi, che i tempi non sono cambiati, ci sono uomini che cercano Dio, ma lo cercano nella immagine, nell'idolo, cercano Dio nella pietra, cercano Dio nel legno, cercano Dio nel gesso, nel cemento, e l'uomo imparò, dato che non riusciva a trovare il vero Dio, se lo è creato, facendosi una immagine di Dio in una statua, in un idolo. E la cosa più tremenda nell'istoria dell'umanità è che l'uomo arrivò a adorare anche gli animali. Ci sono paesi dove la mucca è sacra, la mucca, non si può toccare una mucca. Nella India, se ci sono le macchine per la strada e si attraversa una mucca lì, le macchine si fermano e non vanno avanti finché quella mucca da sola si sposta dalla strada, perché è sacra, non si può toccare. Ma quando Dio ci chiama, noi possiamo rallegrarci, noi abbiamo motivi per ringraziarlo, perché potevamo anche noi essere persi, potevamo anche noi essere smarriti cercando un Dio falso, ma Dio ha avuto misericordia di noi e noi facciamo parte di quei pochi che Dio chiamò per essere parte del suo popolo, della sua chiesa. E noi siamo i suoi figli, siamo diventati figli suoi, siamo passati da creazione a figli di Dio. Quán grande è la nostra benedizione! Noi non ce lo possiamo neanche immaginare di quanto noi siamo beati, dice la Bibbia, beati, perché il Dio del cielo, il Dio creatore, il Dio onnipotente ci ha chiamati. Non è da poco. Questa è una grande cosa. Noi siamo beati, fratelli, per questo noi ci riuniamo, perché abbiamo trovato il vero Dio, o meglio, Lui ci ha trovato e noi lo adoriamo, noi lo esaltiamo, e se siamo qui oggi è perché abbiamo tanti motivi per lodarlo, tanti motivi. Salmo 84 dice: oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia langue
e vien meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e l'anima, il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio Dio, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi si trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. O Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio, o Dio di Giacobbe, vedi, o Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo unto. Un giorno nei tuoi cortili vale di più che 1000 altrove. Io preferirei stare sulla soglia della tua casa, sulla casa del mio Dio, che abitare nelle tende degli empi, perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Dice il salmista che un giorno nei cortili della casa del Signore, neanche dentro la casa, dice basta avvicinarsi alla tua casa, e io preferisco un giorno lì vicino alla tua casa, Signore, che 1000 giorni altrove. È meglio un giorno nella casa del Signore che 1000 fuori di essa. È bello ed è importante, fratelli, conoscere il nostro Dio, perché dice il salmista, in questo caso Corè, dice che noi ci avviciniamo al Signore e man mano che ci avviciniamo, quando ci avviciniamo nel cammino, riceviamo la forza. Io ho sempre detto, noi non possiamo per stanchezza rimanere a riposare e non andare a celebrare il culto a Dio. Non si può. Sono stanco, rimango a riposare qui. Non passa la stanchezza, perché il vero riposo e la vera forza che si riceve da Dio la si riceve sull'altare. E quando riceviamo le nuove forze, la Bibbia dice che noi riceviamo forze come quelle del bufalo. Dio rinnova le nostre forze. Noi possiamo avere 80 anni e avere le forze di un giovane, perché Dio dà forze. Ma quando si ricevono queste forze? Quando uno si avvicina a casa di Dio. Basta prendere la decisione, sono stanco però vado lo stesso dalla casa del Signore. Man mano che vengo avvicinandomi alla casa di Dio, io ricevo forze. Questa è la promessa di Dio, e Dio non è bugiardo. Dio non è nessun bugiardo. Perciò noi, fratelli, noi siamo beati quando veniamo alla casa di Dio. Abbiamo motivazioni, abbiamo motivi per essere gioiosi e allegri con il Signore. Abbiamo motivi di fare festa al Signore perché Lui è con noi. Dice nel versetto 9, dice che Dio è il nostro scudo. Lui è il nostro scudo. Possono i nemici spararci, possono i nemici mandarci degli attacchi spirituali, perché noi abbiamo nemici. Possono i nemici, come dice Paolo agli Efesini, prendete lo scudo della fede.
Dio è il nostro scudo e Lui ci protegge da ogni male. Lui ci protegge da ogni attacco del nemico. Perciò celebriamo il nostro Dio. Chiudiamo gli occhi e preghiamo. Fratelli, Signore, grazie. Grazie perché anche oggi abbiamo potuto, Signore, esserci nella tua casa. Grazie perché ci hai guidato fino a questo luogo e possiamo celebrare, Signore, come tu hai detto, Signore, a Faraone: lascia andare il mio popolo affinché mi faccia festa nel deserto. Signore, grazie perché tu ci liberasti e ora, Signore, anche noi possiamo celebrare, anche noi possiamo fare festa, Signore, e possiamo celebrarti questo culto che veniamo, Signore, ogni domenica a dedicare a te. Ricevi questa mattina la lode, ricevi l'adorazione, ricevi l'esaltazione della tua chiesa, del tuo popolo, Signore, nel nome di Gesù. Signore, glorificati, muoviti in mezzo a noi, come hai detto, Signore, nella tua parola: dove si riuniscono 2 o 3 nel mio nome, io sarò lì nel mezzo. Signore, noi crediamo che tu sei qui, Signore. Muoviti con libertà. Parlaci, Signore, che la tua parola possa, Signore, arrivare al nostro cuore e che ci rimanga. Signore, nel nome di Gesù ti ringraziamo per tutte le cose buone che ci dai, perché tu sei sempre con noi. Grazie ti diamo questa mattina, Signore, e vogliamo lodarti, vogliamo, Signore, ringraziarti, vogliamo cantare a te, Signore, con allegria. Benedici questa mattina ogni persona presente, che nessuno di noi, Signore, se ne vada da questo luogo senza prima aver gustato della tua presenza e senza ricevere la benedizione spirituale che tu hai per ognuno di noi. Benedici, Signore, ogni servitore, ogni persona che si attiva, Signore, per poter, Signore, far marciare, per poter far camminare l'opera tua. Benedici, Signore, ogni persona che serve nella tua opera. Benedici, Signore, ogni persona che porta nelle tue case le offerte, le decime che servono per sostenere l'opera tua, Signore, e che tu ci hai lasciato questa responsabilità di poter, Signore, contribuire per il sostegno della tua opera. Signore, benedici ogni contribuente, benedici ogni persona che con allegria nel cuore, Signore, ti dà la offerta, ti dà la decima. Signore, nel nome di Gesù, benedici ogni persona presente, Signore, che nessuno vada via senza aver gustato della tua presenza. Grazie, Signore, ti diamo questa mattina. Glorificati tu, Signore. Alleluia. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Cantiamo al Signore. Gloria al tuo nome, Signore.